Fino al primo pomeriggio era un testa a testa tra Musumeci e Cancelleri, ma è oramai sicura la vittoria del candidato del centrodestra. Con circa 5 punti percentuali di differenza, Nello Musumeci è il nuovo governatore della regione siciliana. Il centrodestra dunque ritorna alla guida della Sicilia dopo anni di governo del centro-sinistra. Il Movimento 5 Stelle, nonostante la sconfitta, si conferma essere però un partito forte in Sicilia. Per Cancelleri si è trattato di una seconda candidatura alla guida della regione e di una seconda sconfitta. Il candidato del centro-sinistra Micari si piazza al terzo posto, seguito poi dall'altro candidato di sinistra Fava, a chiudere il candidato di Sicilia Libera La Rosa. Il dato politico che emerge in questa competizione elettorale è che il candidato presidente Cancelleri ottiene più voti rispetto a quelli andati alle liste provinciali del Movimento 5 Stelle. Il voto disgiunto, in questo caso, ha quindi favorito il candidato governatore, ma non le liste provinciali del suo partito. Diversamente è andata al candidato del centro-sinistra Micari, che ottiene meno preferenze rispetto alla sua coalizione. Stessa cosa per Musumeci. Meglio invece per il candidato Fava, che ottiene come Cancelleri più voti rispetto a quelli presi dalle sue liste provinciali. Vediamo dunque i voti su base regionale delle 5 liste regionali che esprimono il proprio candidato presidente. I dati sono ancora provvisori e riguardano 4.492 sezioni scrutinate su 5.300 totali. La lista numero 1, Movimento 5 Stelle, con il candidato Giancarlo Cancelleri, ottiene 594.942 voti, pari al 34,71%. La lista regionale numero 2, 100 passi per la Sicilia, Fava presidente, con il candidato Claudio Fava, ottiene 106.279 preferenze, pari al 6,201%. La lista numero 3, Micari presidente, la sfida gentile, con il candidato presidente Fabrizio Micari, ottiene 317.971 voti, pari al 18,551%. La lista regionale numero 4, in Sicilia, Nello Musumeci presidente, con il candidato presidente Sebastiano Musumeci, ottiene 682.419 voti, pari al 39,814%. Infine la lista numero 5, Siciliani Liberi, con il candidato Roberto La Rosa, ottiene 12.424 voti, pari allo 0,725%. Ed ecco adesso i voti riportati solo nella provincia agrigentina dalle 5 liste regionali. I dati fanno riferimento a 483 sezioni elettorali scrutinate su 510 totali. La lista numero 1, Movimento 5 Stelle, con il candidato Giancarlo Cancelleri, ottiene 65.667 voti, pari al 38,03%. La lista regionale numero 2, 100 passi per la Sicilia, Fava presidente, con il candidato Claudio Fava, ottiene 9.572 preferenze, pari al 5,544%. La lista numero 3, Micari presidente, la sfida gentile, con il candidato presidente Fabrizio Micari, ottiene 32.653 voti, pari al 18,911%. La lista regionale numero 4, in Sicilia, Nello Musumeci presidente, con il candidato presidente Sebastiano Musumeci, ottiene 63.853 voti, pari al 36,98%. Infine la lista numero 5, Siciliani Liberi, con il candidato Roberto La Rosa, ottiene 925 voti, pari allo 0,536%.